Quest'oggi inizieremo a parlare, dialogare, a discutere per fare in modo, mi auguro, che nel breve periodo questi attori, questi protagonisti solitari diventino un insieme di persone, di associazioni, di gruppi che parlino una stessa lingua, che possano avere idee progettuali comuni, che poi possono essere proposte sia in sede regionale ma anche per cercare fondi in ambito europeo. È sempre più importante fare sinergia, fra non molto ci sarà il centenario della Grande Guerra, abbiamo dei territori ricchi, dei territori che possono davvero richiamare flussi turistici importanti e questo dovrebbe essere sufficiente per far sì che tutti si incominci a lavorare insieme a rete e in un'unica direzione. Sempre per capire il tema della serata, come è stato impostato, io credo sia giusto che leggiamo assieme questa lettera che mi ha inviato l'assessore alla cultura Elio De Anna e che in qualche modo sintetizza il senso di quanto facciamo e andremo a fare. Dice: caro consigliere, ho letto con particolare attenzione il programma e i contenuti della tavola rotonda della Grande Guerra che organizza Cividale, città patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il profilo che hai voluto dare all'iniziativa va nella giusta direzione, evitando di farla diventare una vetrina accademica, volendo al contrario valorizzare le risorse associative, formative e professionali del territorio cividalese e friulano. Ugo Falcone, membro della Società Italiana di Storia Militare, già docente di archivistica all'Università degli Studi di Udine, e responsabile cultura dell'Associazione Italiana Cultura e Sport, nonché consigliere nazionale, e questa sera dovrò moderare e introdurre i lavori della tavola rotonda Storia, Giovani e Territorio. Ed è dedicato in particolar modo al centenario che avverrà nel 2014 quando ci sarà la ricorrenza dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. E quindi dal 2014 in poi ci saranno tutta una serie di iniziative sul nostro territorio fino al 2018 proprio per ricordare quegli anni tragici della Prima Guerra Mondiale, la Prima Guerra moderna, contemporanea. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce le attività svolte da esperti specializzati sui siti della Grande Guerra, tra cui l'attività di accompagnamento di persone sui campi di battaglia, naturalmente affiancando la guida turistica, e le attività didattiche di divulgazione dello specifico patrimonio storico-culturale, in modo che siano i giovani i primi conoscitori e fruitori dell'enorme e prezioso tesoro dei beni culturali che il nostro territorio possiede. Sono Giuseppe Ruolo, consigliere del Comune di Cividale con delega alle politiche giovanili e sono qui stasera a questo evento organizzato dal consigliere Roberto Novelli che parlerà di giovani e storia. È un connubio che noi qui a Cividale portiamo già avanti da molti anni perché, come tutti ben sapete, Cividale è un posto ricco di cultura e di storia e noi cerchiamo di sfruttare queste caratteristiche dando la possibilità ai giovani di usufruire di borse lavoro per mantenere aperto il Tempietto Longobardo, per il museo archeologico e per altri siti di importanza, diciamo così, culturale e artistica per Cividale. Sono qui per portare una testimonianza che questo percorso che si vuole intraprendere è un percorso efficace, è un percorso costruttivo, è un percorso che può portare lontano ed è un percorso che può realmente dare degli sbocchi occupazionali per i nostri giovani. Questo non lo dico, diciamo così, per fantasia, ma lo dico perché qui a Cividale, che da anni coinvolge i propri giovani, facendo, diciamo così, creando una sinergia molto proficua fino ad oggi e anche costruttiva proprio per i giovani tra cultura, arte, storia e possibilità occupazionali. Sono Mario Floriangic, cividalese doc nato e cresciuto. Dopo tanti anni siamo riusciti finalmente a organizzarci e fare questa associazione Cividale 900, dove abbiamo intenzione di recuperare tutti quegli oggetti che si trovano ancora per le case, per le soffitte, per i cassetti in Cividale e in tanti altri paesi. E a simulare questa cosa, la storia non dobbiamo cancellarla. Noi abbiamo intenzione di fare un museo in Cividale, possibilmente quanto prima. Il nostro gruppo è nato dall'iniziativa di alcuni collezionisti
gli oggetti, reperti, ricordi, fotografie, tutti legati al Novecento. Da queste considerazioni è sorta l'istanza di realizzare un'esposizione permanente con varie finalità. Primo, mantenere la memoria delle nostre genti e far scoprire ai nostri consuetudini aspetti poco conosciuti del territorio in cui vivono. Secondo, far scoprire il nostro patrimonio storico e territoriale all'esterno. Terzo, incrementare l'offerta turistica. Quarto, creare un circolo virtuoso per la comunità. Sono Enrico De Luca, il presidente del Consorzio di Memoria Storica, sono il curatore della Fototeca Storica del Friuli che appunto segue, raccoglie e cataloga le principali documentazioni iconografiche e fotografiche della Grande Guerra in regione. Stasera parleremo di storia e di opportunità legate alla storia e alla cultura. Perché questa legge ha avuto bisogno di esistere? Venendo e collegandoci al discorso di oggi, che è quello di opportunità al territorio, io penso che questa legge sicuramente costituisca un'opportunità concreta, e lo penso soprattutto a chi è un po' più libero, quindi ovviamente ai giovani, e questa quindi secondo me può essere una legge finalizzata a dare opportunità ai giovani. Buonasera, mi chiamo Luca Cossa, sono da 25 anni nel circuito di ricerca storica sulla Prima Guerra Mondiale e non solo, anche sulla parte della Seconda Guerra Mondiale. Questa sera interverremo sulle opportunità di lavoro alla luce della nuova legge emanata dalla Regione, la numero 6 del 2012, che è una legge che viene praticamente a normare in forma più sicura, certa e definita la figura dell'esperto sul siti storici della Grande Guerra. E si sta già creando un consorzio di idee, più che effettivo, per appunto rendere un servizio sul territorio che racconti la storia di quei luoghi che poi tra l'altro sono magnifici anche dal punto di vista naturalistico. La legge è importante, è importantissima, ma deve essere giustamente accompagnata a una ricaduta sul territorio effettiva, ma il problema è riuscire a far sopravvivere queste iniziative, ed è questa la vera sfida che aspetta gli amministratori e non solo, ma anche tutti coloro che operano in questo settore culturale. Daniele Bacchet, direttore di Civiform. Io ringrazio per l'invito che ci è stato rivolto di entrare in questa splendida vicenda con il nostro know-how, che è quello di fare formazione. E noi ci prestiamo ben volentieri a progettare sia in linea di massima sia dal punto di vista della progettazione didattica di dettaglio un corso di formazione che possa poi servire per formare queste guide turistiche sulla Prima Guerra Mondiale. Esistiamo in quanto diamo un servizio al territorio, in quanto forniamo e immettiamo sul territorio risorse umane che poi sono destinate al mercato del lavoro, e in questo senso la proposta, l'ipotesi del nostro coinvolgimento che viene fatta qui, che è quella di pensare alla formazione di questi accompagnatori, è una proposta affascinante. Sono Guido Aviani Fulvio, rappresento l'Associazione Nazionale Alpini sezione di Cividale, che vede in questa occasione un ottimo momento per lanciare l'idea di avere in gestione la vecchia stazione ferroviaria di Cividale per realizzare un museo, una mostra permanente. L'Associazione Nazionale Alpini ha un compito fondamentale: ricordare la nostra storia. E allora noi desideriamo, Alpini di Cividale, in collaborazione con l'Associazione Novecento, con tutti, riuscire ad avere un museo più che della Grande Guerra, adesso per l'amor di Dio, poi museo, mostra, chiamatela come volete. Noi vogliamo avere un sito dove ricordare la storia d'Italia. Sono Belus Matteo, ho un museo storico sulla Grande Guerra, sono appassionato sui fatti del primo conflitto e secondo conflitto. Durante questo convegno parlerò del museo che ho realizzato a Tribio Superiore Comune di Stregna, dove ho raccolto tutto il materiale recuperato nelle valli natisone.
La passione mi ha portato non solo a prendere coscienza dei fatti accaduti, ma anche a raccogliere reperti. Tante collezioni private non verranno mai viste e penso che, non essendo disponibili al pubblico, creano una perdita culturale per tutti. In ottica di conoscenza del territorio, anche ai fini turistici, il solo museo non è sufficiente, ognuno deve fare la sua parte. Il museo deve essere un tassello di un progetto molto più vasto, che ha bisogno di una collaborazione globale per una condivisione del territorio in chiave europea. Marco Pascoli, referente storico del Museo della Grande Guerra di Ragogna. Stasera interverremo nella tavola rotonda dedicata alla storia, al turismo storico, al territorio, ai giovani, in particolare presentando l'esperienza del Museo della Grande Guerra di Ragogna, il progetto del catasto dei graffiti della Grande Guerra e infine le potenzialità turistiche che progetti di questo tipo possono portare ad un territorio, prendendo appunto come riferimento l'esperienza del medio Friuli, del medio tagliamento Friuli collinare. Trasformare o comunque aggiungere ad una realtà di volontariato un progetto economicamente sostenibile è la chiave non solo per creare occupazione, creare sviluppo al territorio, ma anche per rendere le nostre risorse fruibili e valorizzare in un modo sicuramente migliore e più diffuso quelle che è la musealità o anche gli stessi sentieri, comunque i servizi ai visitatori. Da lì il territorio è più curato, i sentieri sono più curati, c'è un interesse reale che sta dietro, diciamo, alla valorizzazione e alla fruizione dei beni culturali della Grande Guerra. Mi chiamo Arduino Carniello e mi interesso principalmente dell'aspetto inerente il sistema difensivo della Prima Guerra Mondiale, che questa sera, tempo permettendo, perché i relatori hanno dei tempi molto contenuti, cercherò di illustrare nella serie. Quindi spiego la motivazione della mia ricerca, che è stata effettuata per approfondire la conoscenza del territorio della regione Friuli Venezia Giulia. Questo territorio è stato per almeno 2 millenni oggetto di continue invasioni di popolazioni, quindi l'obiettivo della ricerca è quello di individuare i vari aspetti storici, culturali ed ambientali ai fini della promozione turistica e la valorizzazione territoriale. Bene, sono Stefano Perulli, mi occupo di recupero e archiviazione e catalogazione di archivi fotografici e il mio intervento di stasera sarà relativo alla fotografia e all'uso della fotografia in ambito storico, della fotografia storica. Da una parte ci sono i fotografi professionisti, addirittura i corpi specializzati degli eserciti che vengono incaricati di redigere delle vere mappature fotografiche dell'avanzata delle truppe, dei combattimenti e delle zone interessate al fronte. Dall'altra, per la prima volta in assoluto, invece ci sono gli stessi soggetti protagonisti, cioè gli stessi soldati che si autorappresentano in modo massiccio sentendo appunto l'esigenza di fissare per la prima volta momenti ed esperienze di vita vissuta. E proprio partendo da questi dati di fatto che un sapiente utilizzo della fonte fotografica diventa un eccezionale veicolo di valorizzazione di realtà museali presenti sul territorio, è un formidabile strumento didattico di lettura storica e allo stesso tempo una fonte pressoché inesauribile di consolidamento della memoria. Giovanni Aviani Fulvio, faccio un intervento in quanto chiamato a parlare di editoria. Il vero problema è far conoscere queste cose, quindi editoria, quindi pubblicazioni. Pubblicare vuol dire rendere pubblico, appunto. La proposta è, ecco, che oltre all'editoria cartacea va fatta assolutamente l'editoria elettronica. Io propongo che ci sia una struttura che raccolga tutti coloro che abbiano un unico punto di coagulo, una validità, un bollino di qualità. Ho trovato che fare il museo a Cividale della Prima Guerra Mondiale, un museo consistente che non dico è rivale a quello di Caporetto, ma anzi si integra, è stupendo, perché vuol dire far arrivare qua delle persone che vengono a vedere. Quando io ho
Ho tentato sinceramente di mettermi in contatto con agenzie e l'ho fatto con agenzie austriache e tedesche. Con mia sorpresa ho trovato che sono interessati a venire e difatti lo confermano i vari alberghi che sono a Caporetto. E perché non fare qua? Anche qua un motivo di attrazione turistica. È stato detto da qualcuno che non si va più da nessuna parte nel momento in cui lo si fa in modo isolato, senza, utilizziamo ancora una volta il termine, fare rete, fare sinergia. Abbiamo visto questa sera la passione, la conoscenza, la cultura, abbiamo anche capito, e io per primo, che non conoscere significa anche non apprezzare, perché molto spesso noi non conosciamo e quindi non apprezziamo quelle che sono le bellezze naturalistiche, ma anche architettoniche, ma anche storiche di un territorio. Abbiamo anche capito che il mondo non si ferma e anzi è sempre più veloce e che quindi se vogliamo davvero riuscire a portare su questi territori qualcosa in più, un valore aggiunto rispetto ai già tanti valori presenti e apprezzati, dobbiamo cercare di farlo insieme.